Verona tra le squadre più in forma del campionato, reduce a 3 vittorie consecutive, 10 punti nelle ultime 4 gare contro un Crotone pieno di problemi per infortunati, convocati in nazionale, gli squalificati Galardo e Gabbionetta. Dirige Gavillucci di Latina. Andiamo alla prima azione, che è del Verona, con Ferrari che va via a Correia, poi dal vertice incrocia il tiro che esce di poco, applausi per l'attaccante gialloblu. Poi il Verona, rimessa laterale di Scaglia, mette in mezzo l'islandese Alfredsson, il gol di Pickelman, l'attaccante austriaco, al secondo centro in 4 gare. Vedete che salta più alto di Migliore e infila nell'angolino. Il Crotone risponde, discesa del portoghese Correia, cross basso, girata di Sansone, prima occasione qui per il Crotone. E a seguire, delizioso qui l'assist di Khalil, il brasiliano, per Sansone, seconda palla gol per il giovane attaccante. E si chiude il primo tempo, passiamo alla ripresa, riparte con personalità la formazione di Menichini. Qui Migliore nel corridoio per Eramo, poi il cross e manca il tocco vincente De Giorgio. Mandolini inserisce da Alessandro e Doninelli al posto di Pickelman e Russo. Nel Crotone entra Pettinari, under 20 al posto di De Giorgio. Gara apertissima di grande intensità. Qui la sponda di Ferrari per Doninelli e traversa del Verona. Ma è immediata la risposta del Crotone, sempre in partita Eramo per Pettinari, poi Khalil si gira in area e va a sfiorare il palo. Ancora il Verona, Taxidis verticalizza per D'Alessandro che calcia alto. Entra nel Crotone Ciano e c'è subito un'occasione proprio per Ciano insieme ad Abruzzese, gran parata qui di Rafael. Andiamo a rivedere la parata importante del portiere del Verona. Poi Pettinari, il cross e altra occasione ancora per Sansone. Insiste la squadra di Menichini, punizione di Ciano, respinge Rafael. Dopo tanta pressione in area del Verona arriva il meritato pareggio del Crotone con il brasiliano Khalil che inventa questo tiro cross e c'è anche una deviazione leggera di Marecco. Comunque niente da fare per il portiere Rafael, dunque pareggia all'85esimo il Crotone, ma non è finita nei 3 minuti di recupero. Vediamo lo scambio, l'assist di Gomez dell'argentino per Maietta e il gol del 2-1 di Maietta, tra l'altro un ex nato proprio a Crotone. 2-1 Verona al 92esimo. E rivediamo ancora il gol, la palla ben piazzata nell'angolino. E la gara del Bentegodi si conclude con questa punizione del Crotone di Ciano. Possiamo rientrare dunque, una vittoria molto sofferta quella del Verona, un Verona che si esprime meglio anche in trasferta, però questi punti sono pesantissimi per la sua classifica, per la corsa a playoff. Ha affrontato un Crotone che gioca molto bene, oggi però non ha raccolto anche per un po' di sfortuna. Vogliamo premiare Nicola Sansone come migliore in campo del Crotone, questo giovane ragazzo di 20 anni, nato a Foggia, lo scorso anno ha giocato nel Bayern Monaco di Serie B e dunque un giovane davvero interessante. Oggi purtroppo ha sbagliato parecchie occasioni. È tutto dal Bentegodi.